Nuova edizione di Mangia e Passia il 1° giugno dalle 17 in poi. Sì, siamo arrivati all'8ª edizione di Mangia e Passia, il festival di strada che vede protagonista non solo il nostro comune, il comune Joppolo Giancaccio, ma soprattutto Legambiente, che grazie alla manifestazione nazionale Voler Bene all'Italia ogni anno ci permette di raccogliere nel nostro piccolo centro tantissime persone che vengono non solo a visitare il nostro piccolo borgo, ma soprattutto a degustare tantissime prelibatezze. Quest'anno in particolar modo ci saranno tantissimi stand che proporranno moltissime cose culinarie, dai waffle al maialino dei Neighborhood e tante altre cose molto appetitose. Quindi vi invitiamo a partecipare perché sarete allietati anche da musica fornita e fatta in maniera maestosa e magistrale da Ismaele e tante altre cose che scoprirete solo se verrete a Joppolo Giancaccio. Legambiente e Joppolo Giancaccio organizzano il 1° giugno Mangia e Passia, una edizione per quest'anno un po' rinnovata e diversa nei contenuti. Ma più che altro una edizione importante, intanto perché la nostra campagna a cui è legato Mangia e Passia raggiunge quest'anno il 20° anno. Voler Bene all'Italia, la festa della piccola grande Italia, tocca appunto il 20° anno. Per noi è molto importante dare spazio e mettere in valore i piccoli comuni, e quello con Joppolo Giancaccio ormai da 8 anni in qua si rivela un binomio vincente. Quest'anno poi c'è veramente una gara fra tutti coloro che verranno a proporre le loro specialità. Ci saranno quelle tradizionali che abbiamo sempre avuto tutti gli anni, dal panino con le panelle, con i cazzilli, il panino con la salsiccia, upanica meusa, insomma tutto quello che fa parte della tradizione del cibo di strada, ma ci saranno anche tante novità. Per esempio quest'anno tornerà nuovamente il pesce con il coppo fritto piuttosto che con il panino con il cappuccetto. Ci saranno moltissimi dolci perché abbiamo avuto parecchie richieste da espositori che porteranno appunto le loro dolcezze. Il tutto ovviamente sarà accompagnato dalla musica di Ismaele, che è conosciuto ormai a Palermo come il principe del busking, quindi il principe praticamente della musica di strada, e ci saranno anche gli artisti di strada, quelli che proporranno numeri di giocoleria, di clowneria, quindi che faranno divertire grandi e piccini. L'invito quindi è quello di tornare nuovamente a Joppolo per fruire di questa bella sagra, che ormai è diventata una vera e propria sagra, e di passare un pomeriggio e una serata nel pieno del divertimento.